Siamo in diretta, siamo in live qui da bordo campo, Stefano Testoni per raccontarvi questa terza giornata di partite. Qui al mio fianco Walter Moro, tecnico dell'Under 17 del Veneto e anche allenatore in C1 del Vigo Real. Oggi però siamo qui ed inizieremo con il femminile, le prime due semifinali di questa Coppa Interregionale Veneto Emilia Romagna. Alle nostre spalle ci sono Bologna e San Martino Futsal. Per la prima sfida cosa possiamo aspettarci, Walter, oggi? Penso una partita molto intensa, molto ritmata, c'è molta qualità, soprattutto a livello tattico da parte delle giocatrici, e questo porterà sicuramente a vedere delle giocate importanti e soprattutto, secondo me, un bel ritmo, una bella intensità rispetto anche alle partite di ieri. Però bisogna tener conto, i due allenatori dovranno tener conto anche della stanchezza stessa della partita rispetto a quella fatta ieri. Assolutamente, tra l'altro le donne hanno giocato l'altro ieri, quindi qualcosa hanno anche riposato. Tu le hai seguite live sul canale LND, sì. Io ero qui presente e posso dirti che sarà secondo me una bella sfida equilibrata. Sì, il Bologna è una squadrona, perché qui alle nostre spalle ci sono 3-4 ragazze che sono fuori, quindi c'è anche turnover, anche se leggendo le formazioni il Bologna conferma le 12 dell'altro giorno che hanno battuto 5-1 il Sassuolo. Il San Martino invece fa un cambio, c'è dentro il Salvador, fuori la maglia, le squadre di mister Centofante che hanno vinto i rigori con un po' di pathos, sì. E con la capitana Salvador non al meglio, uscita infortunata. Sì, sicuramente non è al meglio, ma è una giocatrice molto importante. Io sono convinto che riuscirà alla fine ad andare oltre il dolore, perciò dal mio punto di vista potrà essere in campo. Speriamo per lo spettacolo più che altro che sia in campo. Assolutamente, un San Martino che si è rinforzato. Non guardate la classifica, il sesto posto. Ieri in campo maschile abbiamo visto tutte gare equilibratissime. C'è anche chi, come la Mestre Felice, che ritroveremo alle 19 contro l'Arzignano, ha sovvertito anche quello che è stato il pronostico. Sì. In una gara secca come quella delle Final 8 la classifica del campionato conta poco, contano altre ambizioni. È molto relativa, sì, conta l'ambizione, conta la voglia di vincere, la voglia di essere presenti e la voglia di arrivare in fondo. E ieri il Mestre Fenice ha dimostrato proprio questa voglia contro un'ottima squadra, perché con Milano è veramente un'ottima squadra, però quella partita lì li hanno mangiati vivi e questa è stata la differenza. E partite comunque, quelle che io ho seguito, tutte a livello tattico molto ben organizzate tutte le squadre, prevale molto spesso la singolarità e questo è quello che spesso fa la differenza, e mi aspetto anche in questa partita i singoli che fanno la differenza. E parlando di singoli, ovviamente c'è anche da ringraziare i vari singoli che abbiamo alla regia nel dietro le quinte di Futsal Veneto TV. Oggi abbiamo Sam, che salutiamo, ciao Sam, alle prese con la telecamera, Andrade Giambattista che oltre a riprendere dall'alto poi avrà anche il compito di manovrare tutto quello che è lo staff tecnico, e il buon Michele Di Giambattista, il pezzo grosso della troupe di Futsal Veneto TV, che vi trasmetterà live tutte e 4 partite di oggi, come sono state le 8 degli altri giorni e come saranno le 2 finali di domani. Live in diretta Futsal Veneto TV, LND del Veneto, sempre in prima linea per organizzare al top, tu, insomma, sì. Che porti anche i colori, sì, del Veneto al petto, è anche un orgoglio portare, sì, quella tuta. Assolutamente sì, portare questa divisa è per me molto importante e mi dà un orgoglio super. Sono molto contento di poter vestire questa maglia e la porto con molto onore e soprattutto con molto rispetto. Tra l'altro una maglia che dovrà essere difesa l'anno prossimo al torneo delle regioni, dove il Veneto da 15, 17, 19 femminile regala sempre grandi soddisfazioni. Sì. Finché le ragazze di Bologna e San Martino terminano il loro riscaldamento per avere qui 2 tecnici, Simone Nobili e Antonio Centofante, andiamo un po' a raccontare quello che è il programma di questo lunghissimo pomeriggio. Si comincia alle 14, quindi tra poco la prima semifinale tra Bologna e San Martino, poi alle 16:30 un derby tutto emiliano con la seconda sfida in rosa tra Futsal Reggiana e 10 Martiri. Alle 19 cambiamo fiocco azzurro, dunque inizieranno le semifinali maschili. I primi a scendere in campo saranno i giovani terribili della Mestre Fenice, ormai abbiamo perso tutti gli aggettivi per loro, contro l'esperienza dell'Arzignano, streaming sito, però tanta qualità da vendere, tanta qualità da vendere. E poi il gran finale con la capolista del girone di andata, il Montello dei vari Bertoni e compagnia bella, Leandrigno, se no poi si arrabbia, se no non lo nomino, contro l'Infinity Futsal
del Godego, la squadra che gioca anche qui in campo locale, che ieri sera ci ha regalato una finale palpitante. Anche per mister Marotta, non hai visto la partita perché eri a cena, beato te, io ho mangiato molto tardi, anche se vi consiglio i bigoli con l'Arna. L'ho rivista questa mattina. Però un finale dove ha un espulso, un infortunato, insomma rischia di essere molto incerottato il Godego. Sì, il Godego è una squadra comunque sì incerottata, però mister Marotta è riuscito a trasmettere quello che è il suo credo, quello è il suo modo di affrontare le partite, dove la grinta, la determinazione e la voglia di emergere sono sempre alla base del suo lavoro, e in questa squadra si nota questo, ed è una squadra che non molla mai, non si dà mai per vinta, è una squadra che ha delle individualità importanti, però unite a questa grinta è una squadra difficile da superare. Io ne so qualcosa in campionato. Mancano 12 minuti circa, abbiamo visto il mister Simone Nobile, eccolo qua, lo mettiamo qua in mezzo. Ciao Simone, ben ritrovato, il sorriso come quello della prima gara, una bella vittoria 5-1 con il Sassuolo, però oggi si cambia, dicevamo. Mannaggia. A livello tattico io continuo, sì, sì, abbiamo un problema visivo, beh, non è che cambia tanto, perché se non mi vedono bene penso che anche da casa possano essere felici, ma possiamo comunque continuare ad andare a parlare, che facciamo intervista perché il mister deve entrare negli spogliatoi. Io stavo dicendo la classifica, primo contro sesto, un San Martino che si è rinforzato, sicuramente sarà una partita difficile e complicata. Sì, San Martino la classifica non rispecchia, una squadra piena di ragazze straniere che hanno fatto la Serie A, di cosa stiamo parlando? È una squadra attrezzatissima, hanno avuto dei problemi fisici, ma penso che sarà una battaglia durissima, ma noi siamo pronte, siamo attrezzate anche noi, anche se siamo tutte le ragazze italiane, ma lavoriamo tanto e perciò siamo pronte a giocarci questa grossa semifinale. Walter. Bene mister, cosa temi a livello tattico della squadra avversaria? Ma guarda, ti dico la verità, è una squadra molto costruita secondo me sull'individualità. A livello di collettivo penso che sia un po' meno preparata, ma penso che sull'individualità è quello. Perciò è su quel lavoro lì, noi giocheremo, porteremo dentro la nostra organizzazione sia difensiva che in fase di possesso, sperando di fargli del male. Perfetto. Mister, in bocca al lupo, ti strappo una promessa: se domani venite in finale, un sacchettino di tortellini per il telecronista, mi raccomando. Grazie Simone, in bocca al lupo. Vediamo se arriva anche Antonio Centofante, il tecnico del San Martino. Tu guarda la telecamera che io do le spalle con la possenza. Guardo io. Osvaldo, mi chiami Antonio Centofante? Grazie, il buon Osvaldo Bonora all'ultima Final 8. Io ho 8 anni, 9 anni che lo conosco, l'ultima per quest'anno, la prima di quest'anno tra l'altro. Vediamo se riesce a raccimolare anche Antonio Centofante. Mancano 10 minuti, poi andremo su in live della postazione cronaca con le immagini di quello che è la partita. 30 minuti per tempo, in caso di parità direttamente i calci di rigore, i supplementari solo per la parità di una delle due squadre che arriverà alla finalissima di domani, sempre qui a Belvote Arena alle 16:30. L'ultimo atto, ecco qua che sta arrivando Antonio Centofante, un bel skip mister, forza che siamo allenati, bisogna smaltire. Antonio, domanda al volo perché poi avete anche le ragazze da seguire, trovate la corazzata Bologna, voi siete arrivati dopo una vittoria ai rigori, difficile, però si resetta tutto quanto, avete riposato, che partita ti aspetti oggi? Sicuramente troviamo quella squadra più organizzata, almeno fino adesso, che hanno fatto vedere durante il campionato. È una squadra completa, quindi noi ci troviamo un po' in difficoltà con gli infortuni, però sicuramente venderemo cara la pelle, insomma. Quindi le ragazze andranno in campo convinte ovviamente di fare il risultato, poi se non sarà così daremo la mano agli avversari. Walter. Siete stanchi o siete pronti? No, siamo pronti. Stanchezza in queste partite non si fa sentire. L'unico problema sono gli infortuni, però vediamo, se riusciamo a recuperare almeno una delle tre siamo già a un buon punto. La Salvador si è riscaldata. Ha fatto il riscaldamento, sembra che ce la faccia, però ovviamente avrà minutaggio ridotto. In bocca al lupo Antonio, vedremo se ci ritroveremo qui anche domani. Allora Walter, questo era il pre-partita, adesso noi andiamo su in postazione, ma come abbiamo fatto l'altro giorno, passaggio di Walter, testa di testoni, ci vediamo dopo su in live, ciao dopo. Ciao.
16 squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare, gol, spettacolo, emozioni assicurate. Tre, 6 gennaio, Belbote Arena di Tombolo.
Tutto pronto alla Belbotea Arena, tra poco in campo Bologna e San Martino. Ecco che entrano in campo dietro i direttori di Alessio, Enrico Maria Malachin di Rovigo e Marco Braido di Conegliano. Stefano Testoni vi dà nuovamente il benvenuto della Belbotea Arena per questa terza giornata di Final 8 a Tombolo, le semifinali, e qui al mio fianco abbiamo Walter Moro. Ciao Walter. Buongiorno. Al commento tecnico abbiamo già scoperto un po' il pre-gara con i due allenatori, ma tra poco si farà sul serio. 30 minuti per tempo, qui inquadrate intanto le ragazze del San Martino a maglia bianca, una formazione confermata per 11-12esimi, c'è il cambio rispetto alla gara dell'altro giorno. Fuori maglia, dentro la maglia numero 8 Emma Salvador, invece il Bologna, formazione che ha chiuso in testa con 31 punti il girone di andata. Mister Nobili conferma a tutte le ragazze che hanno battuto 5-1 il Sassuolo, gara del triple in schedina. È una partita dove ci sarà sicuramente una squadra forse leggermente più organizzata dell'altra, e l'altra che avrà nelle sue individualità la peculiarità. Sarà sicuramente una partita interessante da seguire, vediamo quale delle due tattiche funzionerà meglio, e vediamo soprattutto quello che è più importante, l'approccio mentale alla partita, che sarà fondamentale, perché in partite, manifestazioni come queste, l'approccio i primi minuti determina molto della partita. Intanto è arrivato mister Albertini con Nicole Ginocchio, portiere classe 2009. Ottimo. Che ha fatto una gran partita, e una gran partita finita dopo 8 rigori, mi pare, il rigore decisivo segnato da Brugnolaro. Va detto che il San Martino col Tiene la doveva chiudere molto prima, ha speso energie in più, e questo, anche se c'è stato il giorno di riposo, potrebbe essere influente. E quello infatti, ha speso molte energie per chiudere una partita che doveva farlo prima, però il Tiene è stato veramente molto dentro la partita e fino alla fine, ed è riuscito a portarla alla fine in modo egregio, e il portiere ha fatto veramente vedere di che stoffa è. Vediamo se la regia è pronta con il quintetto di partenza di Bologna e San Martino, con la grafica di Futsal Veneto TV per dirvi che saranno le 5 in campo delle due squadre. Qui tanto inquadrato il Bologna. Eccolo qua il Bologna tra i pali ferro, Paolucci, Liganti, Fiorenza e Bernardi in campo. In panca De Marchi, Calzona, Filippini, La Ferrara, Magno, Proetto e Bolognini. Il tecnico è Simone Nobile. Ora la grafica del San Martino, che schiera nel quintetto di partenza: Caretta tra i pali, Vanessa, Salvador c'è nonostante non stesse benissimo, capitana Mirella, Aiello, in panca Brugnolaro, Capelletto, Gardini, Frasson, Maia, Scampin, Franceschini, con mister Centofante in panca. La foto del Bologna prima di ogni sfida, sarà così anche domani, è stato nei giorni scorsi, il minuto di silenzio per ricordare le vittime del disastro svizzero a Gran Smontana. Assurdo perdere la vita mentre si festeggia, ma purtroppo non è la prima, non sarà nemmeno l'ultima volta. Ma noi dobbiamo pensare a quello che è il calcio a 5. Si fanno già sentire i tifosi del Bologna, un numero maggiore rispetto a quelli dell'altro giorno, segno che c'è passione anche in terra felsinea, con una squadra giovane, tutta italiana, con tante ragazze, hanno vestito anche la maglia del Bologna Calcio. Certo, è bello vedere, partecipare, soprattutto vedere questa festa che si sta svolgendo in questa arena, perciò è molto bello. Bellissima atmosfera. Il minuto di silenzio. Del signor Malachin di Rovigo. Tra l'altro va anche detto, ricordiamo che il Bologna è qui per cercare il bis, visto che lo scorso anno in terra emiliana aveva vinto, e le ragazze San Martino che sono qui a un tiro di scioppo
cercheranno invece di prendersi la finale per portare i tifosi amici anche domani pomeriggio sempre qui alla Belvote Arena. 30 minuti per tempo, ecco che arriva anche la grafica in sovraimpressione, si parte e sarà la formazione rosso-blu, che anche sembra un bel effetto vedere una maglia comunque iconica di un calcio importante di Serie A. Sì, molto bene vederla qua anche nel mondo del calcio a 5, chissà, anche se ce ne vuole, tu che conosci bene anche l'ambiente giovanile, ci vorrebbe molto più calcio con il calcio a 5, farebbe bene a tutti. Farebbe sì bene a tutti quanti, migliorerebbe tutte e due le attività. Il calcio a 5 portato nel calcio a 11 migliorerebbe molto secondo me la tecnica individuale dei giocatori, ma anche la tattica collettiva, perché è una cosa fondamentale. 4 contro 4 è propedeutico nel calcio a 11, perciò assolutamente. Attenzione al recupero del pallone della numero 6 Aligante con l'Aiello, tra i più giovani in campo, che aveva praticamente concesso un pallone. Bologna va subito in pressione alta, subito a cercare di mettere nella metà campo propria il San Martino, che ora cercherà di uscire con Vanessa, che oltre a essere giocatore ieri l'abbiamo vista anche molto attiva quando c'è stato il time out, giocatrice di grande esperienza. Salvador intanto da valutare anche le condizioni di Salvador, la numero 14 di San Martino, ieri capitana, è uscita nei minuti finali per un problemino, mi sembra di vederla sciolta, anche se la vediamo qua adesso non inquadrata, la vediamo noi e lì un po' che si in ginocchia. Una giocatrice troppo importante, il mister Centofanti non vuole rinunciare alla sua qualità e ieri in campo si è vista la qualità, perciò è una giocatrice troppo fondamentale. Aligante intanto, servita Aligante, si porta sul destro, fa partire un tiro la giocatrice del Bologna, non ho letto il numero, certo la numero 14 Bernardi, che gioca con i guantini, cosa un po' inusuale. Aiello intanto, si gira Aiello, aspetta il movimento del compagno. Già pressione a tutto campo da parte del Bologna, molto spesso anche sopra la linea della palla stessa. Salvador, l'imbucata per Mirella che non arriva, recupera però Vanessa, Mirella si fa vedere Vanessa, fa tutto da solo, recupera con una triste marcatura del Bologna, che può ripartire in contropiede, veloce con Fiorenza. Giulia Caretta dimostra ancora una volta di essere numero 1 di livello. Rivediamola. Comunque partita che rispetto ad altre sfide che abbiamo visto in questi giorni, subito ritmi alti. Ritmi molto più alti, come avevamo detto, il ritmo sicuramente c'è in questa partita. Per riuscire a fermare un po' l'individualità di mister Centofanti si deve andare in pressione e questo stavamo facendo. Firenze detto per Bernardi, lo schema che non va a buon fine. Avevano portato uno schema a linea 3 in banda. L'unico pareggio del Bologna in campionato 18 ottobre proprio col San Martino, perché il resto sono vittorie. Perciò le temono. Assolutamente attenzione a una di ripartenza Paolucci ben gestita sarà Aligante, che però spreca tutto. Intanto facciamo scaldare delle componenti in panca mister Nobile. Ecco, quella che può essere anche la differenza è la panchina lunga del Bologna, che fa giocare tutte le effettive. Palla in mezzo per Salvador, Mirella fermata, anche molto aggressiva Mirella. Qui è egoista. È egoista, troppo egoista. C'era un 2 contro 1, doveva sfruttare la compagna. Purtroppo non l'ha vista o la porta, ha visto solo la porta. Esatto, Vanessa si è arrabbiata, Bernardi si fa vedere Fiorenza che riceve il pallone, lo prolunga ma fa buona guardia Vanessa, pallone che va a sbattere su Mirella, prolunga comunque verso l'Aiello e poi recupera Bologna più aggressivo in questo avvio. Buongiorno Beppi. Presidentissimo, sì. Presidente, ma le hanno convertito la cittadinanza, la residenza in tombolo? Perché terzo giorno di filo qua per Beppi, sempre presente, attenzione. Ottima lettura in anticipo, peccato per lo stop. Anche il buon Beppi Ruzza, l'ho detto anche ieri al microfono, sa che nel mondo del calcio a 5 c'è grande spettacolo, attenzione alla Bologna, bravissima Aiello che recupera.
ed è bello Diciamo anche che avere non- già una sfida con questo rumore frastuono Sì, è sottofondo, bellissimo. un po' da fastidio, non che dobbiamo commentare, però significa che c'è Sì, sì. passione, C'è un livello atmosfera, che c'è sta atmosfera, crescendo. sì, sì, sì. È una partita comunque molto fisica, molto energica, non si colpo su colpo. Fiorenza tocca per Ligante, ancora Fiorenza, anzi era la Paolucci, va via Fiorenza, recupera bene però la giovane Aimara Aiello che mette ancora in fallo laterale, resta in zona d'attacco la formazione di mister Nobili, il Bologna, primo della classe dopo il girone di andata, rimessa di Fiorenza che va a sparare dalla parte opposta, non c'è nessuna testa però di nessuna compagna, numero 7 Nobili ha cercato, scusa, Fiorenza ha cercato il secondo palo. Ripartirà la carretta, autrice dell'unica vera parata fin qui, solo 5 minuti di gioco, ma già una grande occasione per il Bologna che torna in possesso palla, non è riuscito ad uscire dall'impostazione di gioco il San Martino. Il Bologna pressa molto, pressa altissimo, perciò porta qualche difficoltà il San Martino a uscire. Palla troppo lunga per Mirella, l'invito di Vanessa non va a buon fine, Bernardi allora alza la testa, Paolucci sulla sinistra, torna da Bernardi, si fa vedere a Ligante sulla sinistra, Paolucci si riprende ancora il pallone, San Martino che dopo un paio di minuti iniziali così sembra aver trovato Fase anche difensiva la sì, giusta fase alchimia. difensiva sì. Fase di possesso palla un po' ancora in difficoltà, ma in fase difensiva sì. Salvador per Vanessa che si accentra, tiene il pallone vivo per le sue, Aiello, lo scambio con Salvador che prolunga ancora per Aiello va a cercare la conclusione, il pallone che sfila, poi in scivolata la numero 2 carambola su Samantha Ferro, arriva giustamente il primo fallo, si arrabbiano i tifosi del Bologna, Aiello che voleva a tutti i costi riprendersi il pallone, Sì. giusto il fallo. Sì, giusto il fallo. Intanto due giocatrici da 90, la Ferrara e Magno in campo, Magno tra l'altro autrice di una doppietta, anche la Ferrara giocatrice di esperienza che ha calcato. Diciamo che il Bologna 416 non ha maggiori. problemi di cambi. Assolutamente, no, il mister ha problemi per fare lo stesso minutaggio a tutte quante. Esatto. Cosa che difficilmente si può dire invece di San Martino, Sì. che dovrà centellinare gli sforzi, ma poi Dovrà gestire bene il gruppo, molto in questi bene. casi il buon vecchio Franz Beckenbauer insegna partite importanti si giocano anche con un braccio rotto senza problemi. Esatto. Ecco la pronta che il primo San Martino cambio, non Mary può- Scapilla che sta dialogando Sì, con uno dello staff tecnico. Altissima la pressione. San Martino quando riesce a sfruttare, a superare la prima linea può diventare pericoloso. Se supera la prima linea di pressione può diventare pericoloso. Però poi quando regali questo pallone poi bisogna gestirli meglio in fase offensiva. assolutamente chiaramente. l'errore lì di Mirella, brava Caretta ad uscire, Esatto. spara via Vanessa, Salvador prende il pallone che poi esce sull'ultimo tocco di La Ferrara, rivediamo intanto la palla scodellata con l'uscita di Caretta, Aiello prolunga avanti per Mirella, fa buona guardia Bernardi, riparte allora da dietro con il numero 8 Paolucci, il Bologna, Magno a calciare, Magno alza il pallone, deviazione, palla che arriva tra le mani di Caretta. Mirella tra l'altro ha fatto segno anche alla giocatrice di rallentare Sì, il gioco, non rallentare vuole il gioco, sì. consumare troppe energie, probabilmente sì, ora sì. uscirà, infatti si avvia il primo cambio per Mary Scappi. Bologna pressa molto bene, è una squadra organizzata, veramente organizzata. Finora non ha concesso molto, ma forse anche il San Martino sta aspettando. Non vuole, come hai detto tu, sprecare energie, vuole mantenerle per tutta la partita e preferisce sicuramente allungare il tempo delle giocatrici in campo, perciò non pressa e mantiene un ritmo molto più basso. Bologna invece sa che nel ritmo probabilmente riuscirà a fare la differenza. Bernardi sfila per la Ferrara lo scambio con Magno, Ottima lettura difensiva. non si chiude il triangolo perché è buona la difesa del San Martino che riparte contropiede con Salvador, Bellissimo. palla scodellata,
Vanessa di testa in mezzo, dove però c'è la giocatrice avversaria, la palla resta in gioco, recupera Magno nella parte opposta, Scapin ci mette il piede, tocca in fallo laterale. San Martino che deve fare la partita che ha fatto il Tiene suo avversario l'altro giorno, pochi cambi, attenzione in difesa e ripartenza. Sì, ottima lettura difensiva da Salvador, che è riuscito a recuperare palla e ha iniziato il 3 contro 2 che poi non si è concluso. La Ferrara avanti per Paolucci, si arrabbia Bernardi, la Ferrara non precisa nella gestione di questo pallone. Si aspettava qualcuno in movimento in parallela, ma nessuno è andato, perciò lo ha gestito male poi. Intanto è entrata anche la Adesso Franceschini. la pressione è alta e pericolosa. Brava, esce però bene Vanessa, di gran carriera, viene però fermata dal raddoppio della marcatura, brava. Poi la numero 18 Franceschini a metterci un piede. È comunque possesso per il Bologna, 10 minuti se ne sono già andati, abbondante il tiro da fuori di Paolucci, lo rivediamo, un tiro però velleitario. Va bene alla Carretta che potrà ripartire con il pallone in mano. Era anche in posizione, non aveva nessun problema a prenderlo. La prima linea di pressione del Bologna è molto forte ed è molto intensa. È difficile da superare. La Ferrara dietro per Bernardi. La Ferrara ancora, si fa vedere Paolucci, l'imbucata in diagonale, bene Vanessa ad uscire, peccato per il San Martino perché si allunga troppo il pallone. Questo potrebbe essere un vantaggio se si riesce a sfruttare bene, quando gli avversari diventano un 2-2 e cercano la verticalità, lì le ripartenze possono diventare fondamentali, come adesso l'imbucata su un 2-2, l'anticipo è stato importante, peccato non si è riuscito a portarlo a termine, ma diventava una ripartenza fondamentale. A parte Vanessa ha cambiato tutto il resto del quintetto di partenza. Carretta intanto in uscita, in anticipo, tocca il pallone con il piede, non se l'è sentita di andare a usare le mani, poteva rischiare qualcosa su Magno, sì. Quindi intelligentemente ha messo in corner, già battuto il Bologna. Il tiro di La Ferrara che si perde alto, vediamo ora come saprà sfruttare questa uscita con il Bologna che resta lì davanti. Sì. Pressione alta, ecco adesso il lancio, se riesce a gestirlo. Ecco, questo potrebbe essere un tema importante, il lancio lungo al pivot, superi tutte le linee e metti uno contro uno il pivot davanti alla porta avversaria, perciò potrebbe essere una soluzione, se non si riesce a partire dal basso si trova un'altra soluzione. Bravo il mister. Intanto per il Bologna è pronto anche un altro cambio, qui lotta la Ferrara, palla in fallo laterale, rischiato un fallo, situazione falli, uno commesso dal San Martino, squadra ospite in virtù della classifica del girone di andata, e con la numero 11 Proietto pronto ad entrare, penso che siano entrate quasi tutte quante le giocatrici del Bologna. Sì, ha fatto un turnover, ha fatto un cambio. Magno sulla sinistra, prolunga bene per Paolucci, poi arriva però Franceschini a mettere in fallo laterale. Visto il cognome Bologna, Franceschini, lasciami ricordare il grande Andrea che purtroppo ci ha lasciato troppo giovane, ex direttore sportivo generale della Luparense, di quella grande Luparense. Ridevamo, scherzavamo a offenderci, però alla fine eravamo cugini, Griffo e Luparense. Quindi insomma grande Andrea che purtroppo ci ha lasciato troppo presto per una brutta malattia. Ciao Andrea. La Ferrara dietro per tenta un blocco. De Marchi, bene Vanessa però bisogna seguirla. Non è stata seguita dalla compagna, la compagna non ha avuto fiducia, era una buona occasione. Infatti Vanessa con il suo idioma, la sua lingua, ha detto qualche parolina alla compagna, ma nel senso che comunque bisogna provarsi, bisogna crederci, perché questo è il gioco che deve fare il San Martino. Attenzione che stanno andando 4 in linea e non è brava Vanessa. Bene la Ferrara, fermata da De Marchi, si prende un fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio De Marchi. Questo è un pallone importante per la formazione del San Martino, con Vanessa che mette in mezzo per Scapin, non riesce ad addomesticare il pallone, lo recupera Franceschini, ora il numero 4 Cappelletto, pressione alta. Bologna, una pressione che fa arretrare il San Martino. È anche sopra la linea della palla, non arretra il pivote, tendenzialmente rimane sopra la linea della palla e così impedisce il passaggio dietro e permette di
mette in difficoltà il pivot del San Martino che non sa a chi dare la palla. Ottima organizzazione del Bologna. San Martino sul fondo per Cappelletto, il pallone, Cappelletto stretta verso il calcio d'angolo, riesce comunque a liberare Franceschini, il pallone ancora vivo, poi non riesce a liberare bene per Cappelletto, potrà ripartire allora una Samantha Ferro, fin qui non per Rosa. No, Bologna. sì. Ma bisogna sempre tenersi pronti perché può sempre arrivare il tiro e allora di conseguenza il ruolo del portiere è molto difficile per questo. Magno, bene a recuperare San Martino dietro Vanessa. Ha un po' aumentato la pressione San Martino. Sì. La Ferrara gira palla verso De Marchi, il numero 2 torna dal suo numero 9, non si intendono con Magno, subito l'out, attenzione a Vanessa che parte veloce. Il San Martino ha alzato la linea difensiva di una posizione, perciò è andato in linea 2. 4 cambi intanto Bologna. Sì, ne ha la possibilità e di conseguenza alzando la linea 2 mette più in difficoltà il Bologna nella fase di possesso palla. Abbiamo già superato la metà del primo tempo, 16° minuto in corso, 17° che entra in questo momento, sempre 0-0 il punteggio la Belbotea Arena in questa prima semifinale. Attenzione, fa sfidare il pallone sotto la sua gamba la numero 11 Doriana Proetto, doveva calciare prima, forse ha atteso troppo. Sì, ma è un'ottima lettura difensiva di Vanessa che ha praticamente andata a coprire la giocatrice che si era liberata per tirare e gli ha impedito di fare questo. Dunque per Cappelletto viene strattonato da Scappini, non viene visto una tirata di maglia, attenzione, bene qua Carretta a difendere il primo palo, pronta a rientrare intanto Mirella, Vanessa spara però fuori il pallone, si arrabbiano i tifosi del San Martino. C'era stata la tirata di maglia però talmente furba e lesta che il direttore di gara non se l'è vista. Non le fischiano, le trattenute leggere non le fischiano. Bologna che torna in C'è sempre molta discussione su queste trattenute. Assolutamente, attenzione a Fiorenza che non viene fermata, scarica per Bernardi, la puntata, una deviazione deviata sì dal San Martino, dunque sarà corner. Chiamato lo schema il Bologna. Visto anche nel replay di Futsal Veneto TV. Michele promosso re del replay. Certo. Sempre a tempo, sempre giusti. Anche perché Michele Di Giambattista non vuole mai essere nominato, io continuo a farlo. Attenzione che rischio! Avevano una palla svirgolata di Cappelletto e non si sono capite. Fortunatamente per il San Martino. Laterale, sempre nella metà campo avversaria il Bologna in questo momento di gara, battuto dietro per la numero 7 Fiorenza. Bernardi prolunga per Aligante fermata da Vanessa, brava Vanessa a liberare il pallone, poi Scappin pretende troppo anche dal suo scatto, era in una zona morta di campo. Sì. Ancora laterale, resta lì. Sicuramente Bologna tanto possesso più incisivo, ma il San Martino bravo a prendere le giuste misure, qualche sofferenza però ci sta contro una squadra di questo livello. Certo, ma alzando un po' la pressione, alzando di una linea hanno portato dei vantaggi a livello difensivo. Tanto è rientrata la Salvador, anche il Bologna sbaglia, non precisa a Ferro sul passaggio per Fiorenza. E quando il Bologna sbaglia la squadra patavina deve sfruttare. Bisognerebbe essere lì e pronti a sfruttare l'errore perché non ne fanno molti, però quei pochi devono essere sfruttati. Qui Aiello concede il pallone alla Proetto che va a terra, non c'è però il fallo. Proetto fa segno di essere stata la tirata di maglia. Salvador tira addosso, attenzione Fiorenza, brava Salvador a recuperare ancora, c'è il fallo sulla Salvador, il 5 sportivo di Fiorenza non ha visto la Proetto che si stava liberando solitaria sulla corsia di destra. Meglio per il San Martino. Intanto c'è il time out di mister Nobile che sicuramente inizierà a cambiare un po' le carte in tavola. Il San Martino sta facendo la partita e cerca di non fare giocare il Bologna.
cosa potrebbe dire in questo caso? Andiamo ad ascoltarlo. Sì. Diciamo che la San Martino, che è andato ad alzare un po' la linea difensiva, ha messo in difficoltà il Bologna non aveva più la profondità che aveva prima nel fase di possesso palla ed è migliorata anche nella gestione della pressione del Bologna, nel senso che il San Martino, lanciando lungo, evita la prima pressione, la prima linea difensiva che è la parte forte di questo Bologna. Molto probabilmente o cambierà il modulo o porterà a 3-1 e vediamo cosa potrà fare o quello che ha deciso di fare. Insomma. Sarà il Bologna a ripartire ancora con Proetto che muove su Bernardi il pallone dopo questo fallo laterale. Giro palla dei Fessini, bene Salvador a prendersi il pallone, Salvador in buca per Aiello si gira sulla doppia marcatura, ancora Aiello a lottare, si prende il pallone, un po' di confusione con il Bologna che si riprende la sfera e che viene scodellata in avanti. San Martino da questo time out ancora più incisivo, sì, e Nobile non è contento, non se l'aspettava. No, è perché la Salvador quando prende palla è molto brava nella lettura delle situazioni e soprattutto se la sa gestire molto bene. È difficile anche andare a pressarla perché ti supera quell'uno contro uno, perciò bisogna anche evitare quello lì. Perciò quando ha la palla lei è difficile per il Bologna gestire e capire quali siano i tempi di pressione. 8 minuti al riposo, sempre 0-0 il punteggio da Belbote Arena in questa prima semifinale di Coppa Italia fase interregionale Veneto d'Emilia Romagna, con il Bologna che vuole conquistare una nuova finale. Questa è una buona ripartenza. Attenzione a Mirella, la ripartenza Mirella sul secondo palo da Iello. Mirella, la risposta di Ferro, il pallone che resta vivo. Allora un contropiede dalla parte opposta con Fiorenza tu per tu con Salvador. Grandissimo recupero difensivo della numero 14 Salvador che va via con una giocata. Ancora Salvador, fa tutto da solo Salvador, il tiro, fermata. E guarda come si arrabbia con le compagne che erano rimaste ferme. Perché non sono ripartite, era una ripartenza, aveva rubato palla, loro avevano due giocatrici sopra la linea della palla, lì doveva essere sfruttata la ripartenza 3 contro 2, anche perché lo spazio c'era a disposizione. Ancora San Martino, scodella un pallone a Salvador per Aiello, lo recupera la difesa del Bologna, poi Mirella ci mette la punta del piede, laterale per la squadra fessinea. Non si sono ancora sciolte dalla tensione perché questa ripartenza doveva essere fatta lì probabilmente a livello psicologico, ha preferito non andare perché aveva paura di subire un'altra ripartenza. Fiorenza, certe occasioni vanno sfruttate. Assolutamente, soprattutto quando te ne consentono solo un paio a partita. Esatto. Ma Ligante, attenzione alle portate di Ligante, bravissima Caretta, sì. Grande uscita, ha letto benissimo i tempi di uscita Caretta. Altra occasione per il Bologna con Vanessa che scarica avanti per Mirella che si strattona con Aligante, inizia a farsi tosta la sfida, va bene perché anche per chi ci sta guardando da casa. Non si stanno risparmiando di sicuro, neanche a livello fisico. D'altra parte la posta in palio importante, c'è il pass per la finale di domani pomeriggio alle 16:30, qui sempre live sul canale Veneto LND di YouTube. Per l'ultimo atto di quella sarà la sfida femminile, questa è la terza giornata, oggi giorno di semifinali, apriamo con Bologna San Martino a seguire Fussareggiana 10 Martiri, poi dalle 19 toccherà al maschile il tiro ribattuto intanto di Vanessa, palla che sfila dietro per Salvador, ancora giocata di Salvador protegge la sfera, scarica dietro per Vanessa, si è mossa in avanti a Aiello, il pallone però arriva telefonato tra le mani di Ferro. San Martino aveva tentato la pressione isolata ma
non è stata seguita dai compagni, è meglio così, stanno sfruttando, stanno reggendo meglio con la linea 2 di difesa, la linea a centrocampo. Intanto la Iello cercava di distruggere una campagna di squadra, tra l'altro proprio Mary Scapin, che ha anche gli occhiali, come si suol dire, la sfiga è cieca, proprio lei, speriamo nulla di grave. Il direttore di gara ha fermato anche il gioco, ma si può continuare, dunque nessun problema per Mary, che sarà ancora in campo sicuramente nel proseguo della partita. Tra l'altro un San Martino che ha giocato Mario un po' in impasse, e poi in questi ultimi minuti prima del riposo che ha anche alzato un po' il ritmo e energia, perché sa che poi si andrà allo spogliatoio a riposare una decina di minuti. Pressione alta ora. Sì. Più che altro la palla viene pressata, non viene più lasciata libera come veniva lasciata libera all'inizio, alzando la linea di difesa, più pressionando sempre comunque la palla, ha portato dei vantaggi tattici. Andiamo ad Meno ascoltare pericolosità per la squadra. Antonio Centofante. Ma io non capisco voi, si entrate, non entrate, recupero di palla, vado su, perché sennò quando facciamo gol, quando attacchiamo, recuperiamo la palla, se io sono dietro, andate su a cercare linea di passaggio, ma linea di passaggio, non a cotta tra le giocatrici avversarie così, no, io mi apro, il campo è grande, non mi possono seguire dappertutto, impossibile, impossibile. Walter, lo ha spiegato bene Vanessa, quello che abbiamo detto, insomma bisogna andare avanti quando si recupera palla. Sì, quando si recupera palla bisogna andare in profondità, ma soprattutto è consigliato alle compagne di andare non incontro alla figura avversaria, ma allargarsi, dare linee di passaggio, perché altrimenti chi rimane in possesso palla va in difficoltà. Ancora 3 minuti da giocare. Attenzione, palla regalata a Magno, si sono scontrate intanto Aiello e la Paolucci nella ripartenza, nessuna delle due non si erano accorte che la palla era stata recuperata dalla Magno, subito fermato il gioco, si sono scontrate le due, sportivamente si rialzano, si abbracciano, anche l'applauso del numeroso pubblico qui presente alla Belbote Arena. Entrambe non si erano accorte, anzi forse la Paolucci si era anche accorta perché si era fermata, e poi una testata contro palla in possesso del Bologna, con la palla era in possesso del Bologna, sì, con Vanessa che andrà a restituire la sfera alle giocatrici avversarie, anzi no, se la tiene il Bologna giustamente. Esatto, sì. Il Bologna era in possesso palla, il signor Enrico Maria Malachin fa ripartire il gioco. 2 minuti, non si è giocato per un minutino, poi ci sarà anche il recupero sicuramente. Bernardi, Paolucci si muove, Bernardi verso Magno. San Martino sta pressando meglio la questo figura. Finale è meglio San Martino. Sì, non alza la linea, ma la marcatura è molto più asfissiante e per il Bologna diventa più difficile impostare il suo gioco. Salvador, servita da Vanessa. Salvador. Non vanno. Si muove Mirella, attenzione, recupera palla Bernardi, un 3 contro 2 possibile. Fiorenza va via Salvador, Fiorenza scarica, telefonato il tiro. Quando la palla a Salvador non vanno in pressione, rimangono davanti lì a chiudere le linee di passaggio e sanno che li può saltare. Ancora Salvador, non in perfette condizioni, lo si è visto, palla dalla parte opposta per Mirella, movimento dietro per Salvador, ultimo minuto di gioco, la lunga con la Ferro che smanaccia in fase laterale, non si è fidata, concede una occasione importante, guardiamo l'Aiello, libera al limite, palla in mezzo, brava qui la Ferro, comprende il palo, riparte in velocità Paolucci, Gran parata, grande uscita di Caretta,
che vale quanto un gol, esatto. un 1 contro 1, un metro fuori area dove non poteva toccarla con la mano, grande occasione, ancora però Bologna in possesso, vuole finire il primo tempo in attacco. Magno fermata da Aiello, va comunque a concludere, recupera dentro Mirella, Salvador dietro per Vanessa. Stiamo attenti anche al direttore di gara se darà il recupero, un paio di minutini sicuramente. Salvador in centro, viene fermata con un fallo generoso, intanto rientra la Ferrara e al numero 14 Bernarda viene richiamata dal signor Braio di Conegliano, veemente la sua protesta. Sì. Un fallo che ci può stare. Sì, ci stava. Gli arbitri hanno comunque in questi 2 giorni hanno lasciato molto correre. Sì, è vero. Il calcio a 5 non è più calcetto. No, una non è volta più- appena soffiate addosso all'avversario era fallo. Adesso insomma sì, si lascia effettivamente. giocare, anche perché ne va anche dello spettacolo. Sì, si lascia giocare, ma la cosa più importante è che finora quello che ho notato è che il metro di giudizio è costante. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, però il metro è costante, perciò di conseguenza è la cosa più importante. Ci si adegua e Io si spera sempre che vada. parlavo con i responsabili degli arbitri, da quando sono neutrale per me fanno sempre bene. Ai tempi di Arzignano però sbagliavano sempre contro l'Arzignano, si fa così per ridere. No, ma è così. E come si suol dire, senza i direttori di gara non saremo noi qua a commentare e loro a giocare. Sì. Non ho visto se ha dato il recupero il signor Malachin di Rovigo, penso che si giocherà fino al 32esimo. Bagno a rischiare, recupera Scapin, brava la Paolucci da Manforte in fase difensiva, fa ripartire Magno nella parte opposta a Bernardi, ma Salvador chiude bene il Salvador. fallo laterale. A Salvador tatticamente è difficile da Non sta superare, beni- perché e non sta benissimo. chiude benissimo le linee di passaggio e non è facile. La Ferrara spara contro Vanessa, fallo laterale sempre a metà campo avversario per il Bologna, con la Ferrara che muove a sinistra per Bernardi, ultimi 30 secondi di gioco. Magno, la giocata, Salvador trattenuta, l'ultima a toccare una giocatrice del Bologna, dunque laterale per il San Martino, sesto in classifica con 20 punti dopo il girone di andata. Mirella fa sfilare il pallone, il direttore di gara controlla il cronometro. La Ferrara l'imbucata, comoda tra le mani di Caretta, con il direttore di gara che mette il fischietto in bocca e manda le squadre negli spogliatoi. Un 0-0 comunque giusto, occasioni ecco. mani più per il Bologna. San Martino però ha fatto la partita che doveva fare e nel finale si ha creato occasioni. Diciamo che a livello difensivo il San Martino ha difeso veramente bene, è una squadra che a parte i primi minuti che ha avuto qualche difficoltà, poi si è difesa veramente in modo molto organizzato. La fase offensiva è un po' carente, ma in queste partite soprattutto è rimanere dentro la partita che è importante, e il San Martino lo sta facendo in modo molto positivo. Noi non andiamo negli spogliatoi a bere il tè caldo, lo faranno le ragazze, chissà che arrivi un po' di luppolo. Esatto. Ci sentiamo tra 10 Stiamo minuti con Walter aspettando. Moro, grazie. Grazie.
Tornati live, la Belbotea Arena, pronta la Salvador a far ripartire il gioco dopo il fischio, secondo tempo di questa prima semifinale, ancora ancorata sullo 0-0 e Bologna che subito parte in pressione. Esatto, Bologna ricomincia come il primo tempo, va subito in pressione alta. Adesso vediamo cosa hanno cambiato a livello tattico i due allenatori nel secondo tempo, se ci sono stati anche dei cambiamenti, forse più per il Bologna che per il San Martino. Salvador, Aiello, versione pivot, bellissima bella questa, Salvador bellissima. per Vanessa, Peccato. troppo lunga la palla, però l'idea era buona. Sì. Il lancio in banda alta, lungo, potrebbe far male. Già il primo tempo gli spazi c'erano, adesso magari riescono a sfruttarli meglio. È Bernardi. aumentata anche la linea di pressione. Bernardi, si alza anche la Paolucci, la palla scodellata avanti, Caretta che esce, carambola contro la giocatrice avversaria. Era in anticipo Fiorenza. La prima volta che il San Martino si è alzato un po' a pressare invece in linea 2 e linea 3, hanno creato spazi alle spalle e Bologna stava quasi sfruttando con un movimento in parallelo. Caretta, pronto a far ripartire il gioco, li comoda per Vanessa. Ultima di movimento Vanessa, scodella avanti, non è precisa Vanessa, è caduto anche l'estintore, speriamo che non inizi a sparare sull'Italia l'estintore. Che non diventi protagonista l'estintore della partita. Paolucci conclude da distante, mura Vanessa, Paolucci, Vanessa va a contrastare, recupera il pallone ma ancora la Paolucci che scarica il sinistro alto. Una seconda palla stava diventando un po' rischiosa per la squadra del San Martino. È stata brava la giocatrice del Bologna a sfruttare quel mezzo secondo di vantaggio che aveva sulla sua diretta. Giro palla per Salvador, Salvador si fa vedere Mirella, Salvador per Mirella, ancora una verticalizzazione ma ancora non hanno il mirino giusto. Esatto, non ha la misura giusta. Bernardi, servita da Ferro. Ancora Bernardi, Aiello protegge il pallone, aspetta che lo stesso finisca oltre la linea corta della Belbotea Arena, dunque potrà ripartire ancora Giulia Caretta con il pallone tra le mani, palla scodellata avanti, la arpiona Salvador, aspetta il movimento delle compagne, lo scarico in avanti per Mirella che cercava la combinazione a chiudere il triangolo. Mirella che ancora non è entrata in partita, sono già passati 33 minuti Walter. No, finora non ha fatto qualcosa di importante, ha sempre fatto il compitino e a volte non neanche tanto bene. Però succede, magari c'è il momento in cui poi si accende e lì fa la differenza. Recupera Salvador costretta a fermarsi. Eccola. Bene la palla per Mirella, un'altra palla buona, però sempre quel metro in più. Bernardi, Paolucci, si muove Fiorenza, la palla sfila per Bernardi che va a calciare sul secondo palo, Aligante non arriva al tapin sotto porta, l'applauso al servizio della compagna e qui ha rischiato molto la difesa padovana. La palla non era stata coperta bene, pressata nel modo corretto e c'è stata l'imbucata, aveva la possibilità sia del tiro in porta che dell'imbucata. Gira già dalla parte opposta con Fiorenza, fermata, va a terra Salvador che riceve il pallone da Vanessa, Salvador, il movimento, la palla che non arriva, voleva movimento la compagna e le ragazze del San Martino però non devono commettere l'errore di arrabbiarsi tra di loro perché fanno solo il gioco del Bologna. Perché purtroppo lei aveva in mente un movimento, la sua compagna non l'ha fatta e si è arrabbiata per questo, ma purtroppo a volte succede che un compagno non capisce l'intenzione di chi ha la palla e non fa quello che dovrebbe fare, ma succede, è che si cambia, si deve cambiare. Ferro, palla in mano il portiere della Bologna per Fiorenza, blocco di Bernardi, regolare, ancora Bologna, scarica Ligante per Bernardi, Bernardi avanza, va a calciare, trova l'opposizione di Vanessa, non c'è la mano, le braccia erano attaccatissime al corpo, cucite al corpo, Vanessa avanti per Mirella che non arriva su questo pallone,
ragazze del San Martino si stanno innervosendo per i passaggi sbagliati, una cosa che non deve succedere. 5 di gioco intanto questa ripresa. Questo è il bellissimo lancio. Palla per Salvador che mette giù il pallone. Brava però a recuperare Fiorenza. Ancora Salvador del laterale, lascia Vanessa che scarica un tiro Sbilenko, può ripartire il contropiede, un 3 contro 2 con Paolucci. Fiorenza scivola, allora si può ripartire dalla parte opposta e anche qui non è preciso il passaggio laterale per il Bologna. Diciamo che il San Martino ha alzato un po' la linea di pressione e sta rischiando qualcosina in più. Lascia più spazio alle spalle e gli avversari stanno sfruttando leggermente meglio del primo tempo. Fiorenza per Aligante, Paolucci, si accende Paolucci, l'apertura ottima per Fiorenza che attende troppo, si era mossa bene in mezzo Aligante. Anche qui Bologna, tiratina di orecchie per le ragazze fessine, potevano fare meglio. Diciamo che l'occasione era abbastanza importante, abbastanza ghiotta. C'è un mix a volte di marcature nel San Martino che si passa a volte a zona, a volte a uomo e di conseguenza ci si sbaglia e a volte la marcatura resta libera e questo non va bene. Paolucci dentro per Fiorenza. Ecco, questa è la ripartenza. Una 3 contro 2 da sfruttare, palla troppo lunga. Ancora per Peccato. Salvador. Chiede scusa a Vanessa. Peccato perché doveva essere accompagnata la palla finché l'avversario non doveva fare una scelta. Fatta la scelta dell'avversario poteva venire il passaggio, ma così ha sprecato. Bernardi, la puntata avanti per Aligante, il pallone passa sotto le sue gambe, laterale allora per la squadra del San Martino con Aiello, Vanessa Salvador sullo stretto, giocano le ragazze patavine, bella l'apertura di Aiello d'esterno. Intanto dentro Magno al posto di Aligante. Sia quelle del Bologna e quelle del San Martino sembrano più nervose ora nel secondo tempo che non fanno nel primo. Tanti errori tecnici che nel primo tempo non c'erano. Qui va bene via Paolucci, Magno cerca di mettere in mezzo per Paolucci, entrambe a segno 2 volte nella vittoria di sabato contro il Sassuolo 5-1, poi quinta rete propiziata da un'autorete. Magno dal laterale, dietro per Bernardi che sfila il pallone a Fiorenza, giro palla delle bolognesi, palla che si abbassa, c'è però un tocco, dunque sarà corner. Ha fatto un cambio di marcatura e facendo il cambio di marcatura non si sono lette bene e hanno lasciato lo spazio di tiro all'avversaria, questo non va bene. Difendono meglio quando stanno a uomo. Brava ancora Caretta. Certo, assolutamente sì. C'è anche il portiere e se il portiere è bravo fa la differenza sempre e comunque. Bernardi allunga il pallone, lo mette in mezzo, ancora una deviazione, si resta lì, il Bologna preme il San Martino, Paolucci ha preso ancora uno spazio, fermato il pallone con Scapinaglia, si allunga la sfera, Ferro fa buona guardia, deviazione di Vanessa. Purtroppo si è allungata il primo passo, ha allungato troppo la palla, altrimenti era un'occasione eccezionale. Bernardi, Ali, Paolucci imprecisa anche la numero 8, intanto entra in campo, sta per entrare in campo anche la Franceschini con la maglia numero 18, Salvador amministra il pallone sullo stretto, lascia lì per Vanessa l'apertura verso Salvador, svirgola Magno, con le mani può prendere il pallone Ferro che fa ripartire subito l'azione delle sue compagne, bene Bernardi, ha alzato la testa per la corsa di Magno, pallone profondo, anche il Bologna sbaglia qualcosina. Sì. Aiello cespica sul pallone, vince contrasto, Aiello si allunga ancora il pallone, peccano di quella precisione che alla fine a punti fosse un incontro di box potrebbero risultare decisive. Troppa imprecisione, soprattutto nel primo controllo da tutte e due le squadre, ma San Martino in questo momento ha avuto un paio di situazioni molto importanti e poteva sfruttarle meglio. Il primo controllo è fondamentale in questo sport, se lo fai sbagliato il campo è stretto, corto e gli avversari sono sempre lì a mangiarti.
20 minuti agli eventuali rigori, più recupero ovviamente, corner per il San Martino. Vanessa mette giù il pallone nella lunetta, in mezzo un pallone che sbatte su Paolucci, arretra di qualche metro, ha comunque possesso dal fallo laterale la formazione di mister Centofante, con Vanessa pronta a giocare dietro il pallone per Salvador, cambia lato con la testa, riparte veloce Fiorenza, va via Fiorenza in velocità, Salvador a chiudere in scivolata, un pallone deviato che si alza e non arriva a Magno, piccolina Magno ma pericoloso. Sì, molto pericoloso. Attenzione, però subito da Paolucci, lo spazio per calciare, va da Magno, in mezzo un pallone, Salvador fa buona guardia, poi gioca con il pericolo per Franceschini, fermata, il fallo laterale, ne tocca per ultima, e ancora Bologna, doppia casacca intanto per la Ferrara che stava per entrare con la pettorina giallo fluo. Con lo schema che avevano eseguito San Martino si erano schiacciati tutti verso il primo palo e hanno lasciato libero lo spazio sul palo opposto, palla conquistata agli avversari, ripartenza rapida ed è stata molto rischiosa. Va Salvador con la scivolata a fermare il pallone. La Ferrara spara, attenzione, il pallone liberato per Bernardi che si accentra, Bernardi non ha lo spazio per cacciare, brava però a prenderselo, virgolata, buona azione. Bologna a livello tattico ha cambiato un po', ha portato una linea 3 in possesso palla e soprattutto porta l'uomo nella fase centrale del campo della difesa avversaria ed è più pericoloso, è più efficace. Eccolo il lancio lungo, Vanessa adesso c'è a lungo per Scappin che non aggancia però nell'area avversaria, dopo ripartire la Ferrara per il Bologna. Siamo già nella metà campo del San Martino, l'imbucata non riuscita, Vanessa recupera la palla, una contro Prec, ottima l'apertura per Salvador che torna da Vanessa, il pallone che resta ancora lì, che occasionissima, una delle migliori azioni di questa partita che rivediamo, una bellissima triangolazione, peccato poi non sia stata pronta a rimettere Scappin, a rimettere il pallone in rete, perché era un'occasione, una doppia occasione. Caretta non aiutata anche dalle compagne, preferisce mettere in fallo laterale. Ha fatto una buona scelta, non sapeva, era al limite dell'area, non poteva rischiare. Pericoloso. Di un'incertezza può costarti caro. Comunque è un'azione che ha scaldato sì, gli animi ancora di più. Attenzione, l'imbucata per Fiorenza, deviazione della difesa. Bellissima giocata da parte del numero 10. A liberare Di Magno, che non è Carlo ma è Anna Sofia Magno, gran giocata, 2 gol anche per lei ieri pomeriggio, l'altro ieri. Bernardi linea lo schema. Linea 3. È già la seconda volta che lo fanno, stavolta è riuscito un po' meglio. Ancora una deviazione Pattavina laterale con il numero 9 la Ferrara, pronta a rimettere in gioco il pallone. Magno ancora sul fondo per Fiorenza, il pallone esce. Intanto 10 martiri che scende negli spogliatoi, sarà protagonista della seconda semifinale con il futsal Reggiana. Salvador per Scappin alla fuori, Fiorenza prolunga il pallone per Magno aveva visto il pallo lontano libero, una palla, rivediamo, è uscita di un metro, attenzione. Ancora il lancio lungo per Mirella, anticipata da Salvador, anticipata scusami da Bernardi, laterale. Palla giocata in avanti sulla rimessa laterale, va incontro agli avversari, diventa difficile poi gestirla da chi la riceve. Tiro diretto dalla rimessa laterale di Franceschini, doppia casacca ancora, per non sbagliare i ragazzi di Bologna ne mettono 2. Ah sì? No. È la seconda volta che attenzione alla numero 11 appena entrata con Caretta che va a battergli addosso. Anche qui il primo controllo è stato sbagliato e ha favorito la fase difensiva più che la fase offensiva. Classico stop a seguire che però devi inseguire, esatto. Mi hai rubato la parola, vai. Scusami. Attenzione, che pallone che stava per perdere Vanessa, lo recupera comunque ancora il San Martino, l'ultima a toccare poi è stata la Ferrara, occasione da non ripetere lì al limite.
Ecco, questo può essere pericoloso con l'inserimento. Mirella, il pallone che gli resta lì, non riesce a servire nessuna compagna, protestano, 15 minuti, ancora 0 falli e 0-0 anche il punteggio. Metà secondo tempo che scocca in questo momento. Sinceramente per me non era fallo, era un contrasto e non fallo. Finora ho visto solo contrasti. Però possiamo dire che Mirella finalmente ha fatto la pivot, ha tenuto il pallone e poi l'avversaria l'ha perso esatto. Ecco, questa è una buona pressione. Una pressione però ben difesa dalla giocatrice del Bologna, la Ferrara, Luisa La Ferrara, maglia numero 9 rosso-blu. Laterale per la squadra di mister Nobile, che è prima in classifica al termine del girone di andata e che vuole bissare la vittoria della Coppa dello scorso anno in terra emiliana. Bologna ha cambiato nuovamente tattica, non usa più la linea 3 e non è più efficace come prima. Magno con il petto mette giù il pallone, poi capisce tutto Vanessa, spara lontano, possibilità di ripartire. Eccolo. Il pallone per Vanessa, Vanessa va via, il pallone era già uscito, laterale San Martino. Peccato che il signor Malachin di Rovigo non ha visto la compagna che era andata nello spazio, altrimenti l'occasione c'era. Avanti per Mirella, si fa vedere Vanessa in mezzo, 2 marcature con la terza che stava per arrivare. Esatto. Capiscono che Mirella è hanno un raggruppamento difensivo, il Bologna molto, molto importante, molto rapido anche. Raggruppano spesso le giocatrici vicino al portatore palla e impedendo qualsiasi linea di passaggio. Attenzione a Salvador, recupera il pallone Salvador, la giocata di Salvador, Mirella nella parte opposta per Vanessa in mezzo per Salvador si accentra, lo scarica ancora Vanessa, fermato ancora dal muro Fessineo, resta in attacco il San Martino con Salvador che viene atterrata, mezzo cartellino. Qui sì. Quello che volevano i tifosi. Rivediamo intanto le occasioni immurate. Come nel primo tempo un San Martino che all'inizio soffre un po', ma dopo poi esce e adesso gestisce un paio bene di le occasioni fatiche, importanti le ha avute. esattamente. Salvador ha più minutaggio rispetto al primo tempo e la sua qualità emerge in questo momento, anche perché va in difficoltà le squadre avversarie, in difficoltà anche fisica, nel senso che la stanchezza più o meno si fa sentire per tutti e con le sue doti tecniche e tattiche importanti. Vanessa l'imbucata in mezzo su Ferro, riconquista ancora palla per San Martino con Vanessa, la bordata da fuori che esce di poco, la rivediamo. San Martino che vuole segnare il gol più del Bologna in questo momento. Esatto, molto più efficace del primo tempo, anche la fase offensiva del San Martino arriva più spesso al tiro e molto modo più pericoloso. Alla lunga, troppo per Magno, laterale per la squadra patavina di mister Centofante. Salvador a destra, Vanessa si fa vedere Salvador, il pallone sfila sulla destra, fa buona guardia Doriana Proetto. Attaccano molto più la profondità e questo permette al portatore palla di gestire bene la situazione e i tempi di gioco e le occasioni si creano. Salvador non è precisa, recupera comunque il pallone, lo fa sfilare per Franceschini che viene murata ancora una volta, riparte il Bologna, gran giocato di Paolucci che ne salta 2, poi salva dalla parte opposta per una compagna. Salvador lentamente recupera in difesa, Proetto per Bernardi, sul fondo per Magno, là il gol! Il vantaggio del Bologna con Doriana Proetto che in scivolata in spaccata mette dentro il tap-in sulla respinta di una sempre ottima Giulia Caretta. Rivediamo, è cambiato il risultato. Purtroppo la respinta del portiere è andata verso il centro dell'area e questo ha causato gol, grazie anche all'inserimento della giocatrice del Bologna che ci ha creduto fino alla fine. Marcatura non perfetta perché bravissima Caretta ancora, sì, non si marca mai il sopra, difensore sempre tra porta e avversario, soprattutto in situazioni di questo tipo. La deviazione intanto di Bernardi, risponde subito il San Martino, 10 minuti, poco più recupero, c'è ancora il tempo per rimettere in equilibrio una partita che merita un pari. Anche perché il San Martino negli ultimi 5 minuti aveva dimostrato di essere molto molto pericoloso.
purtroppo una ripartenza, anche se non più che una ripartenza è stato un attacco veloce e questo ha causato il gol. Fiorenza spara lontano, San Martino che pressa alto, si fanno sentire in sottofondo i tifosi bolognesi. Bene, qui Vanessa corre sulla corsia laterale, il pallone buono, ancora un vicio rimpallo, poi lo perde. Aveva danzato perfettamente sulla riga Vanessa, gran giocatrice, sì, livello superiore. Assolutamente sì. Anche Purtroppo non siamo Mirella riusciti a tenere la non- palla alta. Quelle volte che riusciamo a tenerla lì come pivot, in zona pivot, diventa pericoloso il San Martino. Fiorenza. Esce dalle righe Fiorenza, recupera bene però Salvador fermata, si abbraccia con un'avversaria, non è un abbraccio affettuoso ma è di gioco. Vanessa, si accentra Vanessa, non ha lo spazio per calciare, scarica dietro per Salvador. Vanessa cercava l'imbucata sul secondo palo, arriva Mirella a prendere il pallone dietro per Salvador, deve premere San Martino, 9 alla fine. Vanessa, Mirella, lo scambio per Salvador che doveva forse girare subito il pallone e chiudere il triangolo. Era meglio fare il triangolo. Se lo chiudeva sì, di prima era Mirella pericoloso, solitaria. perché aveva preso lo spazio all'avversario, al diretto avversario, perciò andava alla diretta in porta. Salvador Aveva tentato di fare un movimento da pivot facendo sfilare la palla verso la parte opposta del triangolo. Intanto rivediamo la conclusione della sua metacampo di Vanessa. Ferro che legge la traiettoria del pallone, ora rinvio lungo direttamente dalle mani della collega Caretta. Entrambe le due portieri giocano con la maglia numero 1. Salvador, lunga per Mirella, c'è il fallo e qui è stata astuta, ha messo il corpo davanti all'avversaria, secondo brava. fallo, partita correttissima. Molto probabilmente i falli non saranno un fattore in questa partita. Fischio io, dice il direttore di gara, signor Malachin di Rovigo, dopo la richiesta della distanza di Salvador. Vanessa intanto si defila, dà indicazione alla capitana Mirella di dove posizionarsi. Sul palo c'è invece Caterina Franceschini. Vedremo come andrà a giocare questo schema. Tra l'altro i due mister hanno ancora a disposizione 2 time out in questa ripresa con la giraffa Guariento, poi andremo ad ascoltare. Molto probabilmente il secondo palo potrebbe essere libero. Salvador per Mirella, imbucata per Vanessa, dietro per Salvador, la piazzata e la risposta di Ferro, paratona perché era coperta il portiere di Bologna, paratona. Ha fatto veramente una gran parata. Lo conferma Perché anche Federico Scambi che ha esatto, esordito quest'anno in Serie B e qui vicino a noi il nostro amico Scambi. Anche perché era completamente coperta dalla linea di tiro, perciò è stata veramente brava. Franceschini, sulla corsia laterale Franceschini, va sul fondo, in mezzo un pallone, Ferro lo ribatte fuori e poi la difesa lo allunga in fallo laterale. 7 ancora da giocare, c'è ancora tutto il tempo per rimettere in gioco una partita. Rientra intanto Aiello, palla prolungata per Vanessa, Vanessa va via, 2 giocatrici, non c'è il fallo, poi la partita di contropiede della squadra del Bologna. Aiello, bravo a fermare Fiorenza, solo in un tempo, il raddoppio della squadra offensiva con la Paolucci che firma il 2-0 e va ad esultare sotto la curva, va ad abbracciare Fiorenza. Un'azione veloce in ripartenza su un fallo non ravvisato che non c'era, 2-0. È un'azione dubbia ma che rispecchia il metro di giudizio degli arbitri, perciò va bene così. Dobbiamo essere più concreti nel momento in cui siamo arrivati sotto porta. Una bellissima azione in ripartenza del Bologna, molto molto bella, 2 passaggi ha segnato, perciò vuol dire lavorare molto su queste situazioni. La capitana porta 3 le marcature in questa final 8. Salvador sul fondo per Mirella dietro da Aiello salta a Ligante, Aiello va a calciare, va anche a sbattere sulla rete che protegge i segnali di luce della Belbote Arena, una Belbote Arena vestita a festa per il 4º anno di fila dall'ottimo lavoro del team Giorgione, degli amici Ronny, Thomas e Lorenzo.
Bologna con Paolucci, Bernardi, ancora giro palla del Bologna che ora non ha nessuna intenzione di avanzare, un blocco che non porta a nulla perché Bernardi porta il pallone fuori dal rettangolo di gioco, inizia a scaldarsi anche il pubblico. Sì, il pubblico sta Quanto è bello essere sì, neutrali. Sì, in questo momento sì. C'è meno tensione. Assolutamente. Aiello tanto spreca un pallone, lo voleva indirizzare a Mirella ma era dalla parte opposta, esatto. Dell'attacco avversario. Importante adesso per il San Martino non perdere la testa, non avere la frenesia, non c'è molto tempo ma c'è la possibilità di essere presenti con la testa, perché è fondamentale sfruttare tutto quello che è possibile. Caretta a ripartire per Mirella, è avanzato intanto Vanessa, lo scambio con Salvador viene scippata del pallone, poi lo prolunga in fallo laterale, out per la squadra di mister Nobile che fa segno alle sue ragazze di avanzare. Paolucci, la capitana, che ha fermato il bis, ottima l'apertura per Aligante fermata al momento del tiro al numero 2 Aiello. Gran giocata. 5 minuti a meno, 3,5 più recupero. 3,5 più recupero e il Bologna che in ripartenza ha rischiato di fare ancora male la porta di Giulia Caretta. Bernardi. San Martino ha portato la pressione alta per cercare di recuperare palla e lascia ovviamente gli spazi dalle spalle e stava per essere sfruttato in modo perfetto dal Bologna. Vanessa guarda il posizionamento delle compagne, muove il pallone sulla destra per Aiello, anzi no, lo si ottiene sotto il suo piede, vuole andare via sulla corsia laterale, Vanessa non ci riesce, il bis di marcature non gli permette di andare, laterale per il San Martino con Vanessa che scodella subito avanti, ma la Paolucci ci mette il fisico, a destra la Salvador è libera, però è stanca. Forse anche male perché non è riuscita neanche a caricare la forza sul piede per partire. Comunque è sempre un ottimo raggruppamento difensivo da parte del Bologna, la densità che si crea attorno alla palla è sempre molto importante e questo impedisce ai giocatori e alle giocatrici di riuscire a gestire bene il pallone. Tanto ultimi minuti con la Scapin dentro, Scapin che viene servita ora dal pallone, Scapin la serie di finte va sul destro, il pallone è deviato in corner. Dunque vuole cercare di mettere pressione, cercare di riaprire la partita, deve farlo in tutti i modi il San Martino di mister Centofante. Scapin dietro per Vanessa, il pallone spizzato, Paolucci corre veloce, Paolucci sulla sinistra per il numero 5 Filippini che va a calciare, ancora Paolucci che ferma la possibilità di tiro con Filippini, adesso ufficiali tutti hanno giocato, sì. Fiorenza la mano di Caretta, bellissima parata, rivediamola subito, sì. Grazie alla regia. Due spunti tecnici, scusami, di Andrade Giambattista, no, va detto. Non sbagliamo, ma bellissima, i due gesti tecnici importanti, il dribbling e la parata, palla dietro che è il succo del calcio a 5. Esatto. Paolucci, partita di quantità e costanza, sì. Deve essere veramente veloce. Ottima giocatrice. 1,5 meno anche Vanessa per Salvador, sempre meno flebili le speranze di riaprire la partita per il San Martino. Aiello fermata in fallo laterale da Filippini. Vanessa, c'è Salvador libero dalla parte opposta, Vanessa, uno Luca per la numero 14 che mette giù il pallone, lo scambia con Scapin, costretto ad arretrare, cambia lato per Vanessa, cerca di andare sul fondo, Vanessa si accentra, viene però murata, il Bologna ha alzato il muro, non si passa. Sì, non si passa. Ultimo minuto in corso intanto. C'è anche molta furbizia nella fase difensiva, la spinta al momento giusto, sempre spinte comunque mai fallose, ma sempre che a disturbare lo stop dell'avversario.
molto brave, molto preparate e molto organizzate. Comunque mancano 30 secondi, io scommetto 5 euro per una finale tutta emiliana. Va bene, dai. Troppo facile, poi a seguire ci sarà Fuzzareggiano 10 Martiri. Le speranze venete si stanno per spegnere, stiamo per entrare nel recupero, controlliamo anche il signor Malachin se darà il recupero, mai dire mai, però la vedo dura con l'ottima gara. Attenzione, Vanessa, ancora murata. Il pallone non vuole entrare, scocca il 30esimo, vediamo se il direttore di gara ci darà il recupero. Ancora non ho visto segnare quanti minuti di recupero avrà questo secondo tempo. Tra l'altro neanche è finita, stavo per dire neanche un time out. Triplice fischio del signor Malachin di Rovigo con il Bologna che domani potrà difendere la Coppa vinta dello scorso anno e saprà solo più tardi, dopo la sfida tra Fuzzareggiano e 10 Martiri, chi sarà la sua avversaria. Una vittoria meritata ma non scontata. San Martino onora le armi. Diciamo che purtroppo il San Martino non è riuscito a sfruttare quei 7-8 minuti in cui ha dominato e lì ha preso il gol dell'1-0 e lì sono andate un po' in difficoltà, però la partita è stata completamente aperta, gestita bene dai due mister, sia il Bologna nella sua personalità, nell'esprimere il suo gioco, la sua personalità, ma il San Martino anche nel reagire, nell'essere contenere e nel riuscire a mettere veramente in difficoltà l'avversario. Però il futsal è questo ed è bello anche per questo. Walter, ora è il momento di andare a lubrificare le corde vocali. Grazie per il tuo commento tecnico, ci rivediamo qui più tardi per la seconda semifinale femminile. Viva il futsal! Ciao!